Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Siamo proprio arrivati al venerdì, sapete, al venerdì la nostra consueta rubrica del Chiedimi pure a cura del dottor Giuseppe Giorgianni, uno dei founder manager di Io Compro Siciliano, esperto in internazionalizzazione, digital innovation. Oggi avremo due ospiti specialissimi con noi. Parleremo proprio di import, export, come inserirsi all'interno di un mercato estero ed ancora avremo la possibilità di parlare, pensate, di un'azienda, di un'impresa, di un grande imprenditore che rappresenta un po' il re del tabacco nel mondo. E anche qui parleremo dell'inserimento all'interno di un mercato che è il grande mercato statunitense, non solo. Quindi rimanete con noi. Iniziamo nel nostro consueto modo? Grazie, 261.132 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Oggi avremo il dottor Giorgianni che come sempre risponderà ad una delle vostre domande, quindi continuate a scriverci a chiedimi pure @iocompro-siciliano.com. Risponderemo a voi per essere da supporto per le vostre aziende, da suggerimento, quindi continuate a scrivere ed ancora sapete che al venerdì si parla anche di bandi. Oggi parleremo nello specifico di un POR, rimanete con noi fino alla fine. Bene, noi siamo pronti. Ringrazio in regia, come sempre, Paolo Gatto, la redazione con la nostra caporedattrice Marzia Monreale, tutto il team. Siamo pronti? Bene, allora mandiamo la nostra sigla del Chiedimi pure. Al venerdì la rubrica Chiedimi pure a cura del dottor Giuseppe Giorgianni. Salve, buongiorno a tutti, ciao Katiuska. Buongiorno, buongiorno, benvenuto e bentrovato. Bene, dottor Giorgianni, dicevamo oggi è una gran bella puntata perché oltre al suo consueto appuntamento nel quale si parla di mercati internazionali, oggi avremo anche due ospiti specialissimi. Abbiamo Federico Marino, grande imprenditore, e Lorenzo Zurino, anche lui grande imprenditore, grande esperto di mercati internazionali, quindi sarà veramente una piacevolissima conversazione. Beh, io partirei dalla domanda e proprio per questo abbiamo scelto una domanda da parte dei nostri amici che scrivono alla nostra mail, chiedimi pure @iocomprosiciliano.com, parlando di questo importante avvenimento di inizio settimana all'Università di Messina. Proprio per questo, dottor Giorgianni, leggo questa mail da parte di Giulio e dice: sono Giulio e sono un neolaureato in management d'impresa all'Università di Messina. Ho da qualche anno un'idea, ma non sono riuscito ancora a metterla in ordine per poterla trasformare in impresa. Ho seguito il vostro intervento nell'evento organizzato all'Università di Messina lo scorso martedì e vi faccio i complimenti per i vostri interventi e per dirle la verità, non vedo l'ora di poter leggere il suo libro. Vorrei capire meglio quali sono i passaggi che si devono attuare per trasformare una idea in impresa. Dottor Giorgianni. Sì, intanto grazie di averci seguito in questa nostra, diciamo, in questo percorso formativo che abbiamo fatto proprio all'Università di Messina con grande successo, tra l'altro perché abbiamo avuto veramente tanti e tanti studenti che si sono iscritti, circa 250, ma anche con la diretta che abbiamo fatto sulla pagina YouTube, veramente sono arrivate tante persone.
Allora, per quanto riguarda l'argomento, vabbè, sì, io ho anticipato che uscirà a breve un mio libro proprio su questo, cioè come trasformare un'idea in un'impresa di successo. E come dico a tutti, diciamo, occorre comprendere che il passaggio dall'idea ad un business non è fatto di scorciatoie, ma diciamo di sentieri in salita, impervi, e talvolta veramente anche arrivi in dei vicoli ciechi e quindi devi uscire e rientrare. In termini pratici, diciamo che c'è un'idea chiara di un percorso che deve essere seguito per trasformare quest'idea in un business di successo. Sicuramente, naturalmente, in una prima fase occorre iniziare a chiedersi come si intende trasformare quell'idea in un'idea di fatturato, perché realmente comunque alla fine fare imprese significa creare, fatturare, creare quindi del business. E quindi questa è una fase importante che magari in questa fase conviene anche parlare del progetto, parlare dell'idea con altre persone proprio per affinarla. Poi una seconda fase è quella di definire mission and vision di questo modello, cioè fatta l'ipotesi del modello di business, diciamo, bisogna avere e capire quali sono le motivazioni profonde per cui si vuole realizzare tale impresa e quindi creare una mission, e qual è la destinazione del progetto, quindi la vision dell'imprenditore. Dopodiché si passa all'idea imprenditoriale, alla visione imprenditoriale vera e propria attraverso la redazione di un primo business plan, proprio per avere i numeri, quindi per affiancare all'idea anche dei numeri che possono arrivare, quindi dei numeri contabili, tangibili, che possono arrivare da questa idea. Solo allora, cioè solo se il business plan mostra dei numeri a fronte di della spiegazione, seppur ipotizzata, di questa idea di business, che va bene, allora si può proseguire. Una volta questo si deve testare questo business plan, cioè si deve testare questa idea di business andando a perfezionare l'ipotesi anche di base del business plan, quindi facendo dei piccoli, secondo me conviene sempre fare dei piccoli test che devono essere light ma nello stesso tempo concreti, cioè non devono essere devono far percepire realmente se questa idea di business può essere vincente. Naturalmente man mano si deve correggere e aggiornare questo business plan, perché sicuramente, come dicevo prima, non mancheranno dei percorsi errati. Consideriamo come se fosse un navigatore satellitare, a volte ci fa sbagliare strada, poi una volta sbagliato stato ti ricalcola e ti rimette nella strada giusta, e questo si deve fare proprio in questo percorso che deve portare ad una vera e propria idea di azienda di successo. Naturalmente dopo queste piccole diciamo delle piccole correzioni al business plan bisogna agire senza paure, con la consapevolezza che si possono commettere errori, ma che in realtà sono semplicemente dei test falliti delle ipotesi iniziali. Quindi si deve andare proprio come un treno e camminare velocemente, come dice di solito il caro Davide Murici. E poi naturalmente un altro passo importante è quello di imparare continuamente dagli errori, quindi perché gli errori quando si ha un'idea e si trasforma in un business ci sono sempre, devono essere solamente corretti, quindi non spaventarsi del fatto che da quell'errore si deve imparare per perfezionare un po' tutto. Io in questi casi o comunque molto spesso cito qualcosa che ha detto Jeff Bezos, cioè il padrone di Amazon. Lui dice sempre: avere idee è facile, è la loro attuazione che è difficile, ed è vero, è difficile veramente tanto. Ci sono tante idee ma poche realizzazioni, perché realmente non è facile. Cioè la realtà è che nel mercato dei potenziali imprenditori e degli aspiranti imprenditori è veramente c'è un immensa eccesso certe volte di idee, ma una carenza di persone disposte a fare questo percorso, a realizzare queste idee, perché realmente
pochi veramente sono disposti a lavorare anche di sabato, di domenica, ad avere realmente a buttarsi sull'idea per lavorare anche 18 ore al giorno al fine di arrivare a quella idea di successo imprenditoriale che poi arrivano ben pochi. E questo quindi io consiglio a tutti di pensarci bene, di pensare alla fatica anche che si dovrà fare, ma realmente una volta scalata la montagna e arrivati in cima, poi è tutto in discesa. Sicuramente quello che viene fuori da quello che dice lei, dottor Giorgianni, è bisogna lavorare tanto, perché lavorando tanto con tanti sacrifici si arriva ai risultati, e poi una volta raggiunta anche la grande esperienza che deve essere alla base, dico sempre, suggeriamo sempre anche di affidarsi a professionisti che possano suggerire il meglio per la propria azienda. Bene, detto questo, dottor Giorgianni, abbiamo risposto al nostro amico Giulio, parleremo a chiusura di questa puntata, come sempre parleremo di bandi importanti per conoscenza a tutto il popolo di Io Compro Siciliano e non solo, ma adesso è arrivato il momento di far entrare i nostri specialissimi ospiti. Devo dire, l'ospite che sto per presentare, il primo dei due ospiti, ho già avuto l'onore di intervistarlo qualche mese fa, in periodo di lockdown assoluto. È stata una bellissima conversazione, lui stava fumando il suo sigaro, questo rito così bello, arrivava quasi il profumo da quest'altra parte delle camere, e mi è piaciuto dire al pubblico di Io Compro Siciliano che abbiamo realmente un re del tabacco siciliano che esporta in tutto il mondo. Lui è Federico Marino, che facciamo entrare. Lui è eccolo là, lui è un produttore di tabacco siciliano, e sapete, in realtà anche l'altro ospite ha una stretta connessione, perché loro in realtà sono insieme in questo percorso di impresa, e quindi facciamo entrare anche Lorenzo Zurino, grande esperto di mercati internazionali. Lorenzo, benvenuto, ben trovato, siamo felici di averla con noi. Una grandissima esperienza nell'ambito import, export, adesso però ci arriveremo pian piano in questa conversazione. Cominciamo da Federico. Federico, noi abbiamo avuto questa piacevole conversazione qualche mese fa, e proprio in quella conversazione tu parlavi tanto di Lorenzo e di quanto sia importante non solo avere un'impresa che produce, ma è importante anche arrivare forti per inserirsi in mercati più grandi. Voi commercializzate naturalmente il tabacco a livello internazionale, c'è dietro un'azienda molto bella, e vorrei partire da te, Federico. Parliamo un po' di come nasce questa bellissima collaborazione con Lorenzo, ma poi quello che è il tuo amore per il tabacco, perché parte da un amore tuo. È vero, è vero. Intanto grazie per questa bellissima presentazione, un saluto a tutti i tuoi cari. Diciamo che io nasco nel mondo del tabacco da piccolo, perché i miei genitori, ho ereditato una tabaccheria che oggi abbiamo lasciata, perché mi sono dedicato proprio a pieno titolo nella coltivazione, nella produzione di sigari. Io produco tabacco già da 6 anni e mi sono specializzato nel settore di 2 tipologie di tabacco, sia nel Kentucky, quello che noi ci serve per la produzione del sigaro. Quest'ultimo noi lo facciamo nascere proprio dalla piantina, dal seme, fin quando alla fase epicale dell'essiccazione, la raccolta e essiccazione. Dopodiché lo spediamo in Nicaragua. In Nicaragua abbiamo selezionato il miglior tabacco nicaraguense con quello nostro, abbiamo fatto i primi 2 sigari
siciliani, con tabacco siciliano a livello con il sigaro caraibico. E quindi oggi io mi auguro, con la burocrazia che stiamo avendo qua in Italia, mi auguro che entro questo mese la commercializzazione di questi sigari arriva anche su tutte le tabaccherie sul territorio nazionale. Invece già attraverso Lorenzo già la commercializzazione del sigaro in America già funziona abbastanza bene. E funziona abbastanza bene, perché devo dire che Lorenzo è veramente, oltre che condividere con te questa bellissima azienda, questa impresa, lui viene proprio da una grande esperienza nel settore della internazionalizzazione. Devo dire, mi piace leggere fra le tante cose, ma adesso partiremo anche un po' da quella che è la sua storia. Lui è un uomo che ha sempre viaggiato, dall'età di 22 anni si trasferisce negli Stati Uniti ed è da lì veramente tanta esperienza, ma c'è un premio che lui ha ricevuto, pensate, si è innamorato della nostra Sicilia. Si è innamorato della nostra Sicilia, e quindi ecco poi perché come nasce questa vostra collaborazione. Lui vince un premio come miglior giovane imprenditore dell'anno, ma sapete, mica un premio così, è un premio ricevuto dalla National Italian American Foundation, che è una delle fondazioni più prestigiose d'America, che rappresenta oltre 20 milioni di italo-americani che vivono negli Stati Uniti. Beh, partiamo da questo, Lorenzo. Tu hai da sempre, un po' per famiglia, oltre 100 anni di esperienza, insomma, in tanti settori, ma dico, tu fondamentalmente sei nato un po' imprenditore, giovanissimo, appena 20 anni già eri lì che viaggiavi in lungo e in largo per il mondo, perché questa è poi la tua vocazione. Eh sì, innanzitutto grazie per la bellissima presentazione. Voglio dire, però, come dite voi, non ci annacchiamo troppo, cioè abbassiamo un pochettino il tenore e rendiamo, insomma, la mia attività molto semplice. Vengo da una famiglia che da 4 generazioni, io sono la quarta, si occupa di commercio del Made in Italy. Io definisco il popolo italiano un popolo anche di mercanti. Noi siamo i Florio in Sicilia, noi siamo gli Amalfitani, noi siamo i genovesi, siamo i veneziani. Quindi io non ho fatto null'altro che inserirmi in questa piattaforma comune, che è quella chiaramente della capacità di mercanteggiare qualità, nell'accezione positiva del termine, perché poi negli anni il mercantaggio è stato visto male. Quindi sono andato presto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ho dato luogo ad una prima impresa, oggi è la capogruppo, che si chiama The One, e credo di essere, come dire, numeri alla mano tra i primi in Italia che si occupa di distribuzione di food italiana, non solo negli States, anche perché poi lo dico a chi ci ascolta, diffidate sempre di chi vi dice che vende in America. Ogni stato in America è un paese e quindi vendere in America, voglio dire, molte volte è un'utopia e altrettante volte è un falso, una bugia. Io vendo in 11 stati, quindi riesco a coprire 11 stati con la mia squadra, vendo in Canada, vendo in Australia, vendo in Israele da circa 3 settimane e chiaramente per storia nel mercato gas, che è Germania, Austria e Svizzera. Quindi oggi siamo una realtà e una struttura consolidata che si occupa di vendita di prodotti italiani food, chiaramente che noi riteniamo di qualità nel mondo. Relativamente alla tua bellissima provocazione, sì, sono stato premiato come tanti insieme a me e voglio dire, quel giorno è stato un giorno per me molto bello e molto importante, ma molto più importante lo è stato per mia figlia, non per me, voglio dire. È vero, grande soddisfazione. In quello che dicevi tu, Lorenzo, ci sono tante cose che io ho ascoltato anche ogni venerdì, seguendo quelle che sono state un po' le dritte del nostro padrone di casa, del dottor Giorgianni, nel senso che non è semplice, questa è una cosa che lui spesso dice, perché alle volte è veramente, sembra così facile dire entro nel mercato straniero, vado in America infatti
Dottor Giorgianni, lei questo lo dice sempre, andiamo con i piedi di piombo, dobbiamo essere pronti, le imprese devono essere pronte, ci sono tante cose che possibilmente non sono a conoscenza, no? Di quelle che magari sono il pourparlers di magari imprenditori che immaginano sia semplice entrare nei mercati stranieri. Sì, sicuramente, sì, io lo dico sempre, un po' tutti si presentano, il proprio prodotto è il migliore al mondo e quindi può arrivare dappertutto. Purtroppo non è così, l'azienda deve essere pronta, l'azienda deve avere un budget proprio per l'internazionalizzazione, l'azienda deve avere anche delle expertise all'interno dell'azienda stesso o comunque portandole al di fuori attraverso proprio dei consulenti specializzati in quei settori o in quei paesi, perché come diceva Lorenzo, ecco, andare in America non è andare in America, cioè lì ogni stato è uno stato a sé, è come se fosse una nazione a sé, quindi è tutto semplice sulla carta, complicato sulla realmente dal punto di vista pratico, perché realmente anche lì molte aziende dicono: ah, no, ma noi abbiamo l'iscrizione al registro federale. Sì, diciamo che va bene, già è un passo avanti, ma realmente magari il tuo prodotto è un ottimo prodotto, faccio un esempio, per lo stato di New York, ma non lo è per la California o non lo è per altri stati, quindi comunque lì c'è tutto uno studio che deve essere approfondito e un piano attuato per poter proprio entrare nel mercato. Naturalmente ecco, affidarsi a professionisti che già sono in quella nazione e che vendono da parecchi anni è la cosa che si deve fare per prima, perché è inutile andare così alla rinfresca. Diciamo sprovveduti. Lo chiedo e adesso torno fra un attimo da Federico, perché lo continuo a vedere lì fumare il suo sigaro anche questa volta, quindi fra poco arrivo da te, Federico. Ma lo chiedo al dottor Giorgianni, lo chiedo al dottor Zurino. Quali tipi di connessioni potremmo trovare anche con Io Compro Siciliano? Il dottor Zurino diceva proprio questa mattina, prima di iniziare il collegamento, che si è tanto fatto in questi mesi proprio per camminare velocemente, ma soprattutto cercare di essere da supporto alle aziende. Dico, è possibile immaginare di poter creare delle connessioni, visto che poi tra l'altro proprio ieri il dottor Morici ha fatto il suo intervento sulla rubrica Chiedimi pure, proprio su quella che è l'importanza delle connessioni. La domanda è a me o a Giuseppe? Allora, partiamo da lei, dottor Zurino, partiamo da lei. Allora, se vuole parlare con me, incominciamo dal togliere dottore. Io sono infermiere. Ci piace, a me piace dare del tu. Dai, allora, Quindi, Lorenzo, grazie per questa cosa, sono molto contenta. no, anche perché i dottori è pieno, mancano gli infermieri, quindi c'è bisogno di infermieri. Va bene, sì, stamattina era quello che dicevamo, non sapevo di essere alle Iene, quindi ero registrato senza saperlo, ma comunque resto assolutamente convinto dell'importanza del network, no? Che in italiano definiamo connessioni. Io sono, lo diceva prima il mio fratello acquisito che sta fumando il sigaro alla faccia mia mentre io non ce l'ho, e praticamente io sono un innamorato della Sicilia, quindi atterro sulla tua domanda e arrivo immediatamente, insomma, al punto. La Sicilia è una terra che riesce a dare tutto, lo dicevo al Corriere Catanese, mi pare il Corriere Etneo si chiama, è una terra che riesce a, come dire, ad abbracciare una serie di cose, come tra l'altro lo fa anche la mia Campania, ma io sono particolarmente innamorato della vostra terra, che sento anche un po' mia, perché riesce ad avere, come dire, fa sintesi di bellezza, di genio, di equilibrio, di qualità ovviamente, e se vogliamo anche di sapori, che difficilmente, non dico che si trova in Italia, ma si trova nel mondo una roba così bellissima, così bella.
Io poi tra l'altro sono un appassionato d'arte, un piccolissimo collezionista e storico, e quindi sono uno di quelli che prima ancora che ne facessero romanzi amava i Florio, la loro storia, la loro capacità. Io credo che siano stati tra i primi a fare del Made in Italy una delle attività legate al commercio estero. Io ripeto, lo dicevo al presidente Musumeci, lo dico anche a voi, i Florio sono riusciti ad essere soci dei presidenti della Compagnia delle Indie prima ancora che in Italia ci rendessimo conto che facevamo prodotti di qualità. Quindi dato questo per assunto, e voglio dire, capite questo e quanto io sia innamorato di poi quell'area della Sicilia, quindi la zona di Marsala, le Egadi ovviamente che sento a casa, vedo Federico che ride, che sono atterrato come investitore in Sicilia e credo che in potenza la Sicilia possa esprimere tanto. La domanda quindi è: ma cosa manca? E manca quello che manca in tante regioni d'Italia, molte volte la competenza. Molte volte, lo diceva bene Giuseppe, si pensa di poter andare a vendere all'estero senza averne le competenze, o lo si fa solo perché, prima citavi l'FDA, no? Io ho l'iscrizione all'FDA, bene, voglio dire, non hai fatto nulla, hai soltanto avuto accesso a un portale, ti sei preso un numero da riportare in fattura che ti consente poi di vendere, ma il tema è vendere, non è avere la capacità di avere i documenti per vendere. Quello è una conditio sine qua non. E per vendere c'è bisogno di conoscenza del territorio, del paese focus, del price point, della nutrition fact, quindi del PEC, delle caratteristiche specifiche che richiede quel paese e non un altro, e se vogliamo anche della domanda che arriva da quel paese, perché molte volte le domande sono diverse sulla base del paese che si va ad attaccare. Ecco, la storia meravigliosa di Efebo, che è il giovinotto di Mozia, non a caso, come dire, in terra marsalese, quindi mi permetterete... Federico, guarda, adesso non ti vorrei dire, ma il tuo socio mi ha rubato la possibilità di farti la battuta, capito? È già arrivato lì perché siccome lui è un esperto di internazionalizzazione, anche la possibilità, no, di poter parlare per promuovere, è arrivato già subito lì. Lorenzo, mi hai rubato la battuta, sai? Allora taccio. Senti, allora a questo punto, visto che Lorenzo mi ha quasi imboccata, beh, allora Federico, cosa stai fumando? Allora, io sto fumando una delizia che abbiamo partorito con Lorenzo, che si chiama Efebo. Efebo l'abbiamo dato da da questo giovinotto che lui appena visto a Marsala si è innamorato anche di questa statua che aveva visto prima in America, era stato a Londra, a Parigi, ha girato tutto il mondo e poi... Fermati, Federico, 3 ore di fila mi sono fatto per andare a vedere il giovinotto di Mozia al Guggenheim. 3 ore! Infatti, quando noi poi a Mozia l'abbiamo messo là, posato sull'isola di Mozia, e quindi si è stupito da questa situazione dove dice: io mi sono fatto 3 ore di fila e ora lo ritrovo a Marsala posato là, quindi così nasce questo Efebo Cigars. Senti, siete entrati, Federico, siete entrati ormai nel mercato, vabbè, già c'era nel mercato in Nicaragua, negli Stati Uniti. Adesso quale vuole essere il prossimo step? L'Italia. L'Italia, e poi allora, per quanto riguarda la commercializzazione estera ci pensa da Lorenzo, perché visto che c'è un'esperienza maturata, quindi lascio fare a lui su questa esperienza. Troppo buono. Prego. Quindi ora stiamo attendendo l'ultimo startup dei monopoli e quindi dopodiché mi auguro che la prossima settimana siamo sul mercato nazionale. Meraviglia, meraviglia, ci piace. Beh, permettetemi di leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici che come sempre scrivono nella nostra diretta. Abbiamo Angela Cascio, buongiorno, saluti, un abbraccio dalla Germania. Ciao Angela, grazie per essere in collegamento con noi. Abbiamo Gogol, ambasciatore del sorriso nel mondo. Ciao Fabio, saluti a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Franco Safina, lui è un bravissimo ceramista. Lorenzo merita davvero. Buongiorno
buongiorno. Ciao Franco, grazie per essere con noi. Venera Scardacci, buongiorno, buon venerdì, buon weekend a te, buon inizio weekend. C'è lei, Selina Alcala, ed è bonjour, lei è francese. Pensa Lorenzo, a proposito di amar la Sicilia, lei qualche anno fa è arrivata qui in Sicilia in vacanza, ha deciso di basta, di non viaggiare più, è rimasta in Sicilia e oggi è una grandissima sostenitrice del Made in Sicily e cerca di creare connessioni, non fa altro insomma che cercare di promuovere la nostra terra siciliana nel mondo, e quindi grazie per essere qui Celine. Dice: io vorrei il libro del dottor Giorgianni per Natale. Ce la facciamo, dottor Giorgianni? No, purtroppo Natale il Covid ha rallentato tutto, anche questo, quindi purtroppo deve aspettare il 2021. Sarà, penso, a febbraio 2021 che sarà messo nelle librerie. E quindi Celine dobbiamo aspettare ancora un poco. Abbiamo a Casa di Nina. Casa di Nina è un centro socioeducativo con ragazze e ragazzi speciali che ci seguono ogni giorno, e quindi a voi il saluto. Buongiorno Grande Catiusca, un abbraccio speciale da parte di tutti i nostri fratelli e sorelle speciali a Casa di Nina. Ciao, saluti a tutti voi, grazie anche oggi per essere in collegamento. Ciao Malialo Pinto, buongiorno popolo di Io Compro Siciliano, felice giornata a tutti, grazie. Abbiamo sempre Selina Alcala che dice: parlando di connessione, signor Marino, con quale bevanda consiglia di connettere i suoi sigari? Ricordo mio padre che mi insegnava il piacere del digestivo davanti al camino e questo profumo fantastico di sigari. Mi piacerebbe tanto sentire il profumo siciliano. Perfetto, posso rispondere perfettamente. Allora, l'abbinamento col sigaro intanto è molto soggettivo e personale. Nasce l'abbinamento col sigaro col rum, perché il sigaro nasce a Cuba, quindi produttori di rum, ma io l'abbinerei anche con un ottimo passito nostro siciliano che ci sta molto bene. Quindi per quanto riguarda l'abbinamento sono molto aperto a tutti. Deve fumare ciò che piace e bere tutto ciò. No, Federico, c'è il tuo socio che vuole intervenire, dai, avanti. No, Lorenzo. Fede, non va bene. Allora, deve fumare ciò che piace e come dare delle opportunità vaste a chi ci ascolta. Deve fumare Efebo. Vabbè, poi, basta. Oh. Poi, e su questo ci siamo, anche perché abbiamo qui abbiamo la produzione siciliana nel mondo e quindi sponsorizziamo. Ci sto, poi, mi Federico, piace Lorenzo. Permettimi, a me piace anche l'amaro amara, non so se ricordi. Sì, è vero, è vero. Dico, io per par condition sto bene con tutti e quindi l'abbinamento lo faccio molto soggettivo e personale. Però essendo nella terra siciliana abbinerei anche o con un ottimo amaro nostro siciliano oppure anche con un ottimo pastito molto fresco che ci sta molto bene. Poi l'Efebo è un sigaro che è amabile e sta bene con tutti. Dottor Giorgianni, secondo me, fra le tante cose in programma di Io Compro Siciliano, bisognerebbe, se non già l'avete immaginato insieme a Davide Morici, dottor Giorgianni, un evento dedicato al tabacco siciliano, e quindi secondo me ci sarà qualcosa di bello nell'aria. Dottor Giorgianni? Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi io sono un amante di sigari, quindi non vedo l'ora di gustarlo perché veramente mi ha fatto venire veramente la voglia di prenderlo subito e gustarmelo anche prima di pranzo. Però esatto. Ecco, prossimamente sicuramente sì, anche perché è anche questa un'eccellenza, perché realmente io non ne conoscevo prima di conoscere Federico realmente questa produzione, cioè non sapevo che si producessero dei sigari in Sicilia. Questa è una cosa bellissima, perché comunque il clima realmente è un clima ottimo per la produzione. Poi il primo sigaro fatto con tabacco siciliano, con il tabacco di Caraguense, quindi il primo sigaro a forma caraibica fatta proprio in Italia. Siamo i primi a livello nazionale a fare col tabacco nostro siciliano.
con questa formula, sì. Abbiamo fatto 4 formati, per il sigaro abbiamo fatto un robusto, un toro, un gordo e un piramide. Quindi va bene per tutte le bocche, come si suol dire. Sì, infatti. Siamo quasi arrivati a chiusura. Dottor Giorgianni, noi in genere chiudiamo l'appuntamento del venerdì parlando di quelli che sono possibilità di finanziamenti a cui accedere. Esattamente oggi parliamo di un finanziamento a fondo perduto pari al 50% per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni dell'autonomia. Vogliamo parlarne? Sì, ho selezionato questo bando perché realmente se ne parla tutti i giorni con il problema del Covid-19. Queste strutture sono state quelle veramente con grandi difficoltà, e quindi questo bando potrebbe portare anche a tutte le strutture la capacità di poter acquistare nuove attrezzature, di poter acquistare anche nuovi macchinari, nuovi impianti capaci anche di evitare appunto contatti o evitare problematiche di questo genere. È un bando aperto proprio in Regione Sicilia, scade il 22 gennaio, quindi ancora in corso. L'obiettivo proprio è appunto sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani o per le persone con limitazioni dell'autonomia. Possono partecipare tutte le organizzazioni del terzo settore, no profit, in forma singola o anche connessa, che siano piccole e medie imprese. Ha diciamo un fondo perduto del 50%, le spese ammissibili sono per un massimo di 200.000 euro. Era importante perché questo è un settore che in questo momento realmente ha sofferto tanti, ahimè, si sono visti tante persone che non ce l'hanno fatta proprio in questi centri, e quindi volevo metterlo proprio in rilievo proprio per questo motivo. Grazie dottor Giorgianni, siamo arrivati a chiusura. Io vi ricordo che questo pomeriggio alle 18 vi aspetto ancora in diretta con Pomeriggio Special, e oggi parleremo ancora con artisti. Abbiamo Daniele Savarino e Claudia Funaro. Collegatevi perché sarà un bellissimo pomeriggio, e parleremo, sapete di cosa? Di swing. Quindi alle 18 vi aspetto questo pomeriggio. Siamo proprio arrivati a chiusura. Lorenzo, Federico, Giuseppe, ma possiamo parlare dunque di eventuali sinergie? Io compro siciliano ed anche, non so, vediamo, The One. Assolutamente. Bene. Siamo arrivati a chiusura. Io volevo ringraziarvi. Col dottor Giorgianni ci si vede venerdì prossimo alla nostra rubrica del Chiedimi Pure. Invece salutiamo il nostro caro amico Federico Marino, e ringraziamo il nostro caro amico Lorenzo Zurino. Grazie per questa bellissima conversazione, questa bellissima mattinata da trascorrere insieme, ma dobbiamo salutarci. E adesso per salutarci c'è quello che noi facciamo di prassi, perché altrimenti il regista non mi manda la sigla. Federico già lo sa, Lorenzo non lo sa, ma glielo facciamo fare. Lorenzo, potresti per favore avvicinarti? Dottor Giorgianni, Federico, vieni avanti col tuo sigaro, così lo facciamo anche vedere. Vieni ancora un po' più avanti. Vieni ancora. No, tu, oltre che tu, vieni avanti tu, ok. Non facciamo rompere la camera. Adesso dovreste ripetere con me. Io compro siciliano. Ci piace. Naturalmente grazie sì. Per essere stati con noi. Grazie. Ed ora buon weekend. Grazie. Sigla. Grazie.